Forse è davvero arrivata all'ultima fermata la delicata e scottante questione della depurazione ad Agrigento, vicenda che ha animato e avvelenato negli ultimi decenni il dibattito politico. È arrivato il tanto atteso finanziamento da parte del CIPE, Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, ai progetti per completare il sistema fognario di depurazione ad Agrigento. In tutto 40 milioni di euro, 35 dei quali destinati alla realizzazione del cosiddetto mega depuratore al villaggio Mosè, che possa convogliare tutte le acque di Agrigento e di una parte di Favara, e 5 per costruire la condotta di adduzione dei reflui di Salleone al depuratore di Sant'Anna. Va in archivio dunque la questione del depuratore del villaggio Peruzzo. Un ulteriore finanziamento servirà per la realizzazione della rete fognaria nella zona di Calcarelle, progetti e finanziamenti di cui ha parlato oggi il sindaco Marco Zambuto alla vigilia del voto. Finalmente con la riunione del CIPE del 30 aprile ultimo scorso viene finanziato per intero il sistema di depurazione e il sistema fognario nella nostra città. Questo a seguito di una forte azione che noi abbiamo svolto in questi anni e in questi mesi, quando abbiamo sbloccato la vicenda sul depuratore del villaggio Peruzzo, facendo uscire fuori questa città da una guerra su questa vicenda, affrontandola in termini di risoluzione del problema per la città. Abbiamo posto le condizioni affinché si facessero i progetti che immediatamente sono stati portati prima a Palermo e poi a Roma, e oggi finalmente il CIPE finanzia 33 milioni di euro circa per la realizzazione del sistema fognario ad Agrigento Nord, quindi Quadrivio Spinasanta, Via Meravvalle, Calcarelle, nella zona della fascia costiera ad Agrigento Sud, con la realizzazione del nuovo depuratore del villaggio Peruzzo, del villaggio Mosè, e la realizzazione della condotta di collegamento tra villaggio Peruzzo e il depuratore di Sant'Anna. Finalmente dopo 30 anni andiamo a mettere una parola conclusiva su questo tema sul quale mai la politica aveva messo un dito sull'acqua calda. C'era stata politica che era stata a guardare, altri che invece si scornavano sul tema, e su tutto questo a chi pagava era la città di Agrigento. Noi abbiamo sbloccato la situazione, oggi portiamo finalmente il problema a casa ed è una grande conquista per la città, con buona pace di tutti i detrattori e con buona pace di certi spot semplicistici che volevano attribuire a me la responsabilità del mare poco limpido di Salleone.